Cari lettori di mattoscacco.com, benvenuti a questa nuova lezione. In questa vediamo una partita svolta con la difesa siciliana che sembra iniziare con una variante della Scheveninger, ma in realtà diventa qualcos'altro. Ci sono delle mosse veramente particolari. Inoltre il bianco non gioca il solito arrocco lungo, ma gioca l'arrocco corto. Vediamo quindi subito questa partita. E4, C5, cavallo F3, cavallo C6. Queste sono le solite mosse di routine. D4, C per D4, C per D4, cavallo F6 minacciando il pedone in E4, cavallo C3 difendendo il pedone in E4. Ok, D6. Praticamente il nero intende sviluppare l'alfiere campochiaro lungo le diagonali bianche, lungo questa diagonale in particolare C8, H3. Ora, con la mossa alfiere G5, solitamente si gioca E6. Si gioca E6 in modo da creare una Scheveningen basata sul piccolo centro. Infatti la spinta di pedone E6 permette anche lo sviluppo dell'alfiere tramite E7. In realtà il nero non giocò così. Giocò alfiere D7. Questa mossa però è molto dubbia. Perché? Perché se il bianco, scusate, cattura in F6, il nero si trova ad avere un'impedonatura. Se cattura col pedone in devo dire che la sua struttura pedonale non diventa veramente il massimo. Può diventare accettabile se riesce a liberarsi del pedone D6 tramite una spinta D5, ma comunque ora come ora questa posizione è pessima perché l'alfiere camposcuro non può uscire perché c'è il pedone in D6 e inoltre questo pedone D6 è debole e questa, questo qui è la catena debole, quindi l'anello debole della catena. Perciò questa mossa non va bene assolutamente. Se dopo alfiere per F6 si gioca G per F6, che sarebbe in ogni modo la mossa migliore, questa spinta permette poi questa forte spinta. Tuttavia questa si può controbattere con alfiere F5. Così il bianco non può spingere né in E6 né in E5 per via poi di E per D6. Ma torniamo indietro alle mosse reali. Alfiere G5, alfiere D7 e qui il bianco gioca tranquillamente alfiere 2. Donna A5 minacciando l'alfiere G5. Ora alfiere per F6, G per F6 e il cavallo non va qui come abbiamo detto prima, ma lo mette in B3 per consolidare il lato di donna e allo stesso tempo attaccare la regina. Regina G5 e ora arroccare sarebbe abbastanza rischioso da parte del bianco. Perché? Perché se arrocca c'è questa minaccia che comunque è parabile, ma dopo questa c'è l'attacco che diventa veramente imparabile a meno che sacrificio di torre. Quindi il bianco non può arraccare in questa posizione. Cavallo in D5, quindi adesso c'è il pedone G2 sotto. Il bianco, incurante del pericolo, gioca cavallo D5, minacciando di dare scacco in C7 e catturare la torre, quindi uno scambio equo. Come bisogna giocare adesso? Giocò bene il nero, torre C8. Perché giocò bene il nero? Perché se proviamo a scambiare, il nero perde. Perché?
donna per C2, alfiere F3, la torre è salva, l'alfiere protetto, la donna è costretta in una ritirata e dopodiché il cavallo in C7 sta veramente bene. Quindi giocò quindi torre C8. Ora al rocco il bianco mette volontariamente il proprio re sotto il fuoco nemico, progettando però un attacco al centro. Torre G8, G3, togliendo subito ogni tipo di minaccia, F5, F4, minacciando la regina, donna G7 che rimane sempre sulla colonna G, e ora mossa fortissima in E5. Questa mossa apre le linee centrali di X5, cavallo C5, mossa veramente inaspettata. Questo cavallo è fortissimo perché può andare in B7, può catturare in D7 e può anche andare in E6. In E6, come puoi vedere, è catturabile sia dall'alfiere che dal pedone, ma per creare un'impedonatura o per far spostare un determinato pezzo, queste mosse a volte si possono eseguire. Quindi, cavallo C5, cavallo D4, attaccando l'alfiere e allo stesso tempo liberando la torre sul cavallo. Quindi, il cavallo è sotto tiro, scambio. Quindi il cavallo cattura D7. Ora sarebbe abbastanza rischioso mettere il re a catturare e quindi ad esporsi sotto il fuoco nemico. Perciò il nero decide così di giocare torre C2. L'alfiere è sotto. L'alfiere non può spostarsi poiché farebbe entrare il cavallo o la torre nelle retrovie. Quindi alfiere F2, scusate, torre F2, e per F4 ora il nero sta sfondando, ma colpo di scena. Cavallo in 7 va in F6 e per F6. Guardate ora questa posizione, pedone, 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 una posizione che si vede raramente. A questo punto, dopo questo sacrificio intuibilissimo di torre, di alfiere B5 scacco, il nero abbandonò. Perché? Te lo dico subito. Dopo torre per C2, a parte il vantaggio di qualità del bianco, ma il nero ha tutti i propri pezzi concentrati sull'ala di re. Sull'ala di re si riesce a fare poco e niente perché adesso il vero pericolo sta al centro. Infatti, con tutte queste colonne aperte, il bianco facilmente riuscirà a dare scacco matto. Per esempio, la partita poteva continuare con alfiere di 6 e ora va benissimo anche uno scambio con torre C8 oppure donna E2, alfiere D5 e mangio il cavallo. Comunque il vantaggio del bianco è veramente decisivo.